Convocata d'urgenza per domani l'unità di crisi della Regione Calabria per decidere sulla chiusura delle elementari, la variante inglese accertata nell'Istituto Cosentino, sospetti su un secondo, prorogata l'ordinanza della presenza al 50% nelle scuole superiori, intanto oggi 3 vittime, 160 contagi. Sono 405 gli over 80 in lista per il vaccino a Morano Calabro, dove prosegue la campagna vaccinale. Tra l'Esaro e il Pollino le operazioni vaccinali riguardano 28 comuni. Un percorso che aiuterà 15 donne con fragilità a conquistare l'autonomia è l'ambizioso obiettivo del progetto Autonomamente promosso dalla Fondazione Roberta Lanzino. Primo palio del pane a Platì nel Reggino, una manifestazione che rilancia i prodotti del territorio e valorizza i borghi. La Regina asfalta la Spal in trasferta e il Cosenza espugna il Marulla per la prima volta in questa stagione. Punti pesantissimi in chiave salvezza per le squadre calabresi di Serie B. Buonasera dalla redazione del TG10, la scuola in primo piano. Il presidente facente funzioni Nino Spirlì ha convocato una riunione dell'unità di crisi, ha chiesto di poter visionare dati sui contagi e sulle chiusure delle scuole avvenute nell'ultimo mese dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato, per valutare eventuali decisioni che riguardino anche le scuole primarie. La parola genitori è scritta in maiuscolo nel post di Nino Spirlì e non è un caso. Il presidente facente funzioni ribadisce che le scuole dei più piccoli sono state riaperte su decisione del TAR, attivato da un ricorso delle famiglie contrarie alla DAD, decisione avvalorata da un pronunciamento del Consiglio di Stato. Ma non finisce qui. Spirlì ha convocato d'urgenza per domani una riunione dell'unità di crisi. Ha chiesto di poter visionare dati sui contagi e sulle chiusure delle scuole avvenute nell'ultimo mese dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato. Sapete bene tutti come la pensi, scrive, ma l'eventuale non impossibile ordinanza che riguardi le scuole dei più piccini deve essere motivata con l'uso di dati che vengano da CTS, ASP, USR o altra istituzione competente. Se avremo, conclude, e non ne dubito, conforto nei dati, tuteleremo ancora di più i nostri piccolini. In effetti la situazione negli istituti calabresi non è per niente tranquilla. Sono numerose le scuole che sono state costrette a chiudere classi, plessi o interi istituti per sanificazioni e quarantene, con l'aggravante che tra i contagi sono stati accertati casi ascrivibili alla variante inglese. Le indagini effettuate dall'Istituto Superiore della Sanità sui campioni inviati ai laboratori della nostra regione hanno confermato i sospetti sui contagi diffusi nella Family School di Cosenza. La variante inglese è entrata nella scuola privata e si è propagata velocemente tra alunni, docenti e familiari dei piccoli. Potrebbe non essere l'unico caso, a quanto pare. C'è il rischio che un altro istituto sia stato interessato dalla variante scoperta nel Kent. L'ASP sta provvedendo infatti a tamponare alunni e docenti di una classe dell'istituto di Via de Rada. In attesa di decisioni che riguardino le scuole primarie, la Regione ha prorogato l'obbligo didattica in presenza al 50% fino al 13 marzo 2021 in tutte le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, nelle scuole di istruzione e formazione professionale e nelle università. E noi abbiamo raggiunto Serena Miceli, dirigente della Family School, anche lei tra le persone contagiate nell'Istituto Privato Cosentino. Abbiamo chiesto qual è adesso la situazione. Io sono stata contattata 2 volte dall'ASP nella giornata del 23. In una prima telefonata mi hanno chiamato per confermare la variante inglese all'interno dei tamponi. Poi mi hanno richiamato dopo un paio di ore e mi hanno detto che stiamo facendo ulteriori indagini per cercare di capire il tipo di gene che si è riscontrato nei tamponi, perché ancora i microbiologi stanno lavorando. Nella prima telefonata mi hanno confermato questa variante e mi hanno detto che giustificava il grosso numero di contagi. Al momento io di scritto, di ufficiale, non ho avuto nulla, però l'ASP sta contattando i bambini della scuola che da positivi si sono negativizzati al fine di evitare che vengano comunque a scuola o che escano. Quindi, nonostante il termine di quarantena, hanno consigliato ai genitori di non far uscire i bambini. Infatti so che molti genitori stanno cercando di capire per mezzo dell'ASP il motivo per cui non riescano a liberare questi ragazzi dalla quarantena. Nel frattempo, come si sta evolvendo la situazione? C'è ancora qualche positivo? Voi vi siete negativizzati? Dunque, noi dello staff siamo tutti negativi. Dei bambini il 90% si è negativizzato. Giusto qualche bambino è rimasto ancora positivo, però comunque sono trascorsi, diciamo, i 21 giorni canonici di quarantena. C'è rimasto, diciamo, il grosso dei problemi l'ha avuto un paio di nonni che erano intanto si erano positivizzati a contatto con i nipotini che hanno avuto necessità di ospedalizzazione. Per il resto sintomi
influenzali e adesso molti di voi hanno superato questa fase? Sì, in realtà si è manifestata per tutti come una brutta influenza. Abbiamo avuto tutti qualche strascico conseguenziale e anche dopo per esempio io dopo la negativizzazione per circa una settimana sono stata comunque con febbre e dolori muscolari, però poi ringraziando Dio è rientrato tutto. Devo dire il vero, abbiamo avuto tantissimi contagi, ma tutti quanti in maniera estremamente lieve o asintomatica del tutto. Bollettino odierno, cala il numero dei tamponi analizzati, 160 i nuovi positivi, ci sono purtroppo altre 3 vittime. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 551.283 soggetti, più 1.655 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 37.880, più 160 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 45, a Catanzaro 22, a Crotone 8, a Vibo Valentia 28, a Reggio Calabria 57, da altra regione stato estero 0. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 190 nei reparti di malattie infettive e 20 nelle terapie intensive, 3 vittime nelle ultime 24 ore, 683 in totale dall'inizio della pandemia. E sul fronte vaccini la Calabria resta ultima, ma gli over 80 nei piccoli e grandi comuni si attrezzano. A Cosenza proseguono le vaccinazioni ed è fondamentale, ci dice il dottor Bozzo, il coinvolgimento dei medici di base. A Cosenza proseguono le vaccinazioni per gli over 80 e i lavori per il completamento della cittadella della prevenzione, come anticipato ieri nei nostri TG dal sindaco Occhiuto. Ricordiamo che è stato predisposto anche un servizio navetta gratuito per gli anziani che collega la città con il centro vaccinale di Via degli Stadi, dove operano ben 4 equip mediche. Fondamentale il coinvolgimento dei medici di base. Devo ringraziarli perché hanno dato una adesione massiccia, non dico inaspettata, però comunque molto massiccia. La loro organizzazione ci consente di fissare delle date certe, delle presenze certe. Si sono organizzati per turni, garantiranno una presenza in fasce orarie di media 4 ore o 5 per ogni seduta, per ciascuno di loro. E in questa zona qui riteniamo qui in città di vaccinare una media di 400 persone al giorno. Nel resto del distretto, sempre con la disponibilità dei sindaci, al pari del sindaco Occhiuto, abbiamo potuto attrezzare tutta una serie di locali, in genere palazzetti dello sport o anzi aule magne, in qualche caso anche una chiesa, come a Mendicino, dove abbiamo creato questi centri vaccinali sempre con la disponibilità dei medici di base locali e con l'aiuto dei sindaci che ci hanno fornito attrezzature, materiali e anche del personale che ci viene fornito dalla Protezione Civile. Quindi diciamo che siamo in grado di partire, di predisporre questa campagna vaccinale nella prossima settimana, a cominciare da Cosenza e andando poi via via a macchia d'olio su tutto quanto il resto del distretto. Sono 405 gli over 80 in lista per il vaccino a Morano Calabro, dove prosegue la campagna vaccinale. Tra l'Esero e il Pollino le operazioni riguardano 28 comuni. 28 i comuni ricadenti tra l'Esaro e il Pollino che hanno dato il via alla campagna di vaccinazione per gli ottantenni e ultraottantenni. Noi ad oggi abbiamo vaccinato circa 1.300 operatori sanitari, abbiamo vaccinato 540 persone tra ospiti e operatori sanitari delle case famiglie, delle strutture, delle residenze sanitarie per anziani, tutti quelli che erano nella prima fase. E stasera raggiungeremo, per quanto riguarda i cittadini, intorno a 3.400-3.500 vaccinati tra ottantenni e ultraottantenni. Quindi siamo in una situazione positiva. Dovremmo continuare perché l'obiettivo è quello di fermare questo virus nel più breve tempo possibile. Più gente viene vaccinata, più fermeremo sul discorso del possibile contagio. A Morano Calabro, presso l'Auditorium Massimo Troisi, la location scelta per i vaccini sotto la supervisione del dottor Francesco Di Leone del distretto sanitario Esaro Pollino, sono 405 gli anziani interessati. Ad accoglierli medici di base, infermieri, struttura municipale, protezione civile, gruppo Speleo del Pollino. La popolazione ha risposto, quindi i ringraziamenti
ringraziamenti, oltre che alla direzione sanitaria, oltre che ai volontari, oltre che a tutta l'amministrazione, va ai nonni di Morano che hanno accolto questo invito e che vogliono proteggersi per continuare ad abbracciare i propri nipoti. Fondamentale, dicevamo, la sinergia per il percorso di vaccinazione tra i veri attori interessati, medici, infermieri e volontari. Non facciamo altro che tranquillizzarli, perché effettivamente è come tutti gli altri vaccini. Quindi, voglio dire, sta andando tutto bene, sono tutti tranquilli e sono coscienti di farlo in realtà. Ci siamo messi a disposizione in tutta la nostra regione Calabria con i vari gruppi che ci sono presenti. Qui a Morano stiamo collaborando con l'istituzione a pieno regime, con un gruppo di volontari formati e partecipi attivamente a questa lotta. Dobbiamo naturalmente lanciare un messaggio. Il messaggio è: il Covid si combatte con il vaccino, vacciniamoci tutti. Io faccio un appello alle autorità sanitarie, al governo centrale, alla Regione Calabria e al nostro distretto sanitario Esaro Pollino di far sì che nel minor tempo possibile si possano veramente reperire i vaccini. Sopralluogo questa mattina al CEDIR di Reggio Calabria del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatati e dirigenti dell'ASP al fine di trasformare la struttura in un centro vaccinale. Appena terminato il sopralluogo questa mattina qui al CEDIR con i tecnici comunali e i tecnici dell'ASP abbiamo verificato l'idoneità dei locali per poterli adibire a centro vaccinale. Si è trovata una soluzione, nei prossimi giorni si stilerà una convenzione tra il Comune di Reggio Calabria e l'ASP e speriamo il prima possibile di poter offrire un nuovo spazio per i vaccini nella nostra città. Un percorso che aiuterà 15 donne con fragilità a conquistare l'autonomia, l'ambizioso obiettivo del progetto Autonomamente promosso dalla Fondazione Roberta Lanzino. Io ho deciso di frequentare questo corso in quanto mi dà un'ulteriore possibilità anche per inserirmi nel campo del lavoro, comunque anche per stare in compagnia, soprattutto in questo magari momento un po' così, anche con altre donne. Questa è una grossa opportunità per me, come tutte penso le mie colleghe. Le speranze di Nunzia e di altre 14 donne che avranno l'opportunità di acquisire competenze specifiche nel mondo cambiato del lavoro. Il progetto della Fondazione Roberta Lanzino si chiama Autonomamente, promosso dalla Fondazione e finanziato dal Ministero del Lavoro, ha l'obiettivo di fornire strumenti di autonomia e non di assistenza a donne fragili. Ci è sembrato importante questo avvio nel mondo del computer, nel mondo dell'oggi, indipendentemente se questo porterà a un lavoro o no, ma proprio come crescita e come possibilità di occupare questo spazio tutto per sé che spesso le donne dimenticano di poter avere. Tutti i nostri progetti sono pensati per le donne. Noi per esempio abbiamo un progetto anche di borsa lavoro all'interno. Nella nostra semplicità noi cerchiamo sempre di avere questo obiettivo, di aiutare le donne ad acquistare quel piccolo spazio di autonomia che piano piano le porterà a riappropriarsi di sé, perché spesso sono dimentiche le donne di sé. L'incontro con i giornalisti è stato introdotto dal presidente della Fondazione Franco Lanzino, presenti i rappresentanti del Comune di Rende, l'assessore Domenico Ziccarelli e il presidente del Consiglio Comunale Gaetano Morrone, la psicologa Maria Concetta Filippelli, l'esperto che seguirà le corsiste. Nel pratico come si procederà? Sarà un percorso articolato in 36 giornate per un totale di 144 ore. Verranno fatte delle giornate di 4 ore cada una e sostanzialmente studieranno Word, Excel, quindi per scrivere testi, per fare calcoli, poi l'utilizzo delle applicazioni su internet e in realtà i concetti di base dell'informatica. Al termine del percorso alle donne sarà donato anche lo strumento di lavoro, e cioè il computer. Le corsiste conseguiranno la patente europea. La certificazione è rilasciata da AICA e in ogni caso riconosciuta a livello europeo e offre anche dei punteggi all'interno del mondo del lavoro e anche nella pubblica amministrazione. Scontro tra auto nel primo pomeriggio tra una BMW e una Lancia Y sulla strada statale 107 in contrada Cultura a Rende, nei pressi di un distributore di benzina. 3 feriti lievi, uno è stato trasportato in codice giallo all'Annunziata di Cosenza. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del Comune di Rende, una squadra dell'ANAS che ha regolato il traffico. C'è stato anche l'utilizzo di
vie alternative e poi ha ripristinato la situazione sulle due carreggiate per consentire la ripresa del traffico normale. Andiamo adesso a Platì, nel Reggino, per il primo Palio del Pane, manifestazione che rilancia i prodotti del territorio e valorizza il Borghi. Le sorprese del pane declinato con i prodotti del territorio per esaltarne il gusto e soddisfare i palati più esigenti. Siamo a Platì, centro del Reggino, dove nel rispetto delle norme anti-Covid si è dato un segnale di normalità con la prima edizione del Palio del Pane. Si tratta di una competizione tra panificatori della tradizione. Riqualificare la commercializzazione del nostro meraviglioso pane per il rilancio dell'intero territorio metropolitano. Grazie veramente a tutti gli organizzatori, a tutte le associazioni che hanno partecipato e sicuramente riusciremo a riscattare questo nostro territorio, tutti assieme ce la faremo. Il messaggio è anche quello di riscattare l'immagine del borgo. È stata un'occasione straordinaria anche per degustare questo prodotto straordinario che c'è qui a Platì, un prodotto della terra, ma poi anche un'occasione per conoscere questo borgo molto suggestivo che ha queste atmosfere straordinarie, come d'altronde tutti i borghi della Calabria che in questo momento sono in sofferenza perché, come ben sappiamo, purtroppo l'emigrazione sta impoverendo tantissimo la nostra terra e queste occasioni speriamo che siano almeno un incentivo, un motore per in qualche modo per poter ripartire e far conoscere, come dicevo prima, al resto del mondo le cose straordinarie che abbiamo in questa terra. Alla manifestazione condotta da Klaus Davi e dalla bakery chef stellata Cristina Bauerman ha preso parte il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, il quale ha parlato di un brand da valorizzare. Vi parliamo adesso di un progetto culturale promosso dall'Associazione Confluenze a Cosenza che ha portato la cultura attraverso i libri di alcuni autori calabresi nella casa circondariale e in ospedale. I nostri microfoni la Presidente Francesca Daniele. La lettura cura, la lettura libera. Nel tema di questo progetto è racchiuso lo scopo di sostenere la solidarietà e la cultura che come Confluenze abbiamo realizzato promuovendo la lettura come attività benefica e curatrice, soprattutto per coloro che sono costretti a vivere in spazi chiusi. Abbiamo così invitato 18 autori calabresi e non a donare i propri libri alle biblioteche della Casa Circondariale di Cosenza e delle unità operative di pediatria e di chirurgia pediatrica dell'ospedale civile dell'Annunziata. E abbiamo voluto che ciascuno di loro presentasse il proprio libro attraverso dei video che poi abbiamo diffuso con successo sulla nostra pagina Facebook. 31 sono in totale i libri che abbiamo donato alle due strutture. Il genere letterario spazia dal romanzo alla poesia in vernacolo e non, dal romanzo storico alla narrativa per ragazzi e per bambini. Ringrazio la direzione della Casa Circondariale di Cosenza e chi vi opera al suo interno, l'associazione Liberamente che ha collaborato in questa occasione, i dirigenti medici e il corpo infermieristico delle unità operative di pediatria, di chirurgia pediatrica dell'ospedale di Cosenza, ma soprattutto ringrazio gli autori che hanno creduto in questa nostra iniziativa donando i propri libri. Sconfitta pesantissima per il Crotone in uno scontro diretto contro il Cagliari, 2-0 risultato in favore dei sardi con i gol di Pavoletti all'11° del secondo tempo e dopo 4 minuti di João Pedro su rigore, sempre per fallo commesso su Pavoletti. E invece in Serie B è andata bene ieri per Cosenza e Reggina, punti pesantissimi in chiave salvezza, classifica che si fa meno pesante per il Cosenza con la prima vittoria al Marulla di questa stagione, la vittima sacrificale il Chievo, mentre la Reggina si impone largamente al Mazza di Ferrara. Vediamo.
Un sabato da incorniciare per le squadre calabresi di Serie B, 2 successi fondamentali per Cosenza e Regina. I lupi si sono finalmente riappropriati del San Vito Marulla, vincendo contro il Chievo, ma soprattutto tornando al successo casalingo mai conquistato in questa stagione. Un sortileggio cancellato dal gol in mischia di Ettore Gliozzi sul calcio di punizione di Angelo Corsi. Lo scarpino dell'attaccante di Siderno si è insinuato tra i parastinchi del Clivenze Renzetti, dando la spinta decisiva al pallone finito alle spalle di Schemper. Vantaggio preziosissimo che i rossoblù di Occhiuzzi hanno tentato di consolidare con Trotta vicino al raddoppio con un bel diagonale finito di poco a lato e poi hanno difeso dal ritorno degli ospiti pericolosi con Canotto e Fabbro nella prima frazione. Nella ripresa i padroni di casa hanno tenuto botta all'11 di Aglietti giocando prevalentemente di rimessa. Poco impegnato Vladimiro Falcone, stuzzicato dalla distanza da Luca Garritano di Mirko Carretta, la conclusione più pericolosa di Marca Rossoblù finita sull'esterno della rete. 3 punti pesanti che proiettano il Cosenza verso la sfida di Brescia, inaspettato scontro diretto. L'espulsione di Luca Mora ha spianato la strada alla Regina, lanciatissima al Mazza, terzo successo esterno e quarto nelle ultime 5 gare per la squadra di Baroni, spal tramortita dai gol di Rivas e Montalto, segnati in 180 secondi dal 16° al 19° del primo tempo. Nella ripresa ancora segno Rivas, prima del tentativo della Spal di riaprire il match con il gol di Esposito, mortificato dalla rete di Folon Rush per il definitivo 1-4 che porta la Regina a quota 32. Per gli Amaranto martedì al Granillo c'è la capolista Empoli. E adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. L'alta pressione ha ormai spostato temporaneamente i suoi massimi sulle isole britanniche, subendo sull'Italia un lieve cedimento a causa di una lontana perturbazione sulla Russia che fa affluire aria più fresca e che farà abbassare un po' le temperature mantenendo un tempo comunque discreto con pochi fenomeni. Domani nubi sparse su Catanzarese, Vibonese e Reggino con deboli precipitazioni isolate con sporadiche nevicate sulle cime dell'Aspromonte. Altrove sereno o poco nuvoloso, temperature stazionarie o in ulteriore lieve calo. Domani ancora venti dai quadranti settentrionali, moderati sullo Ionio, forti sui bacini crotonesi. Invece sul Tirreno la ventilazione sarà di direzione variabile, ma durante le ore serali sui bacini cosentini soffierà il grecale moderato. Il Mar Ionio crotonese e il Basso Ionio saranno tra mossi e molto mossi, tutti gli altri mari poco mossi. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni. Arrivederci e buona serata.